Presidente Stefani, si conclude oggi il Vinitaly, il suo primo da governatore del Veneto, un bilancio sia personale che per tutto il comparto vitivinicolo veneto. È una vetrina internazionale straordinaria che svela l'identità di un territorio che nasce dagli scambi commerciali, nasce dall'interazione, nasce dal dialogo. Questa è la storia della Repubblica Serenissima, questo è il presente e il futuro del Veneto, e qui il Vinitaly svela anche un'altra cosa: l'importanza di una filiera vitivinicola strategica per il nostro territorio. Oltre il 37% delle esportazioni vitivinicole nazionali sono venete, basta questo dato per dire quanto tutto questo sia importante. E quest'anno, mai come quest'anno, il Vinitaly è stata una piazza straordinaria per chiudere degli accordi fondamentali, primo tra tutti quello sulla holding delle autostrade del Veneto, che potrà permettere al nostro territorio di far sì che i pedaggi dei veneti restino ai veneti, restino in Veneto, e questa è una grande notizia che dobbiamo assolutamente promuovere. Ieri abbiamo visto l'arrivo anche della Premier Giorgia Meloni, di Salvini, molti politici, quindi il Vinitaly ancora una volta il centro anche politico dell'Italia e del Veneto. Deve essere così e dovrà essere sempre più così. Mi piacerebbe che il Vinitaly diventasse proprio l'agorà della politica del nostro territorio, della politica veneta, in cui fare gli accordi giusti, in cui far sì che il Veneto diventi protagonista sulla scena nazionale ed internazionale e possa trovare qui il suo clima e il suo ambiente migliore.